E dunque occhi puntati su Laura Letrari, una delle protagoniste azzurre presenti qui. Ci siamo limitati a parlare dei suoi risultati nel campo dei misti. Per lei atleta eclettica, capace di vincere ai campionati italiani estivi 50 farfalla, i 50 dorso, i 100 misti, l'argento nei 200 misti, il bronzo nei 50 e 100 stile libero. Va via di potenza a prendersi il primo passaggio, 28,75 davanti a Giordana Gava, 30,36, poi Francesca Fangio per il terzo posto al passaggio della farfalla in 30,38. Ha partecipato Laura Letrari ai campionati europei di vasca corta a Stettino in Polonia, è stata bronzo con la staffetta 4x50 stile libero, ma anche finalista individuale, quinto posto per lei nella prova dei 100 misti. Specialista di vasca corta, ha partecipato anche ai campionati del mondo di Dubai nell'edizione 2010, solitaria al comando in 1.04.13 Tiasa Fosel, in seconda posizione 1.06.84 e poi Giordana Gava 1.06.86. Per cortesia in zona premiazioni Vanessa Andretta, Veronica Lucchese. Please report to the victory ceremony area Tiasa Pintar e Giorgia Cadoglu. Laura Letrari che soffre un po' nella rana a seguito di un problema fisico proprio di questi giorni, ha comunque voluto partecipare al Memorial Chiara Giavi, dovrà dare il tutto e per tutto adesso a stile libero per recuperare qualcosa. Si è rifatta sotto Francesca Fangio che nella rana va davvero forte, lei che è campionessa italiana giovanile e finalista agli europei juniores proprio nelle specialità dei 100 e 200 rana. Letrari che ha uno stile libero davvero importante, è stata lei l'ultima frazionista della 4x50 stile libero che agli europei di Stettino è arrivata al bronzo e non ha problemi a vincere questa gara. 2,17 e 31, Francesca Fangio è seconda in 2,18,92, Giordana Gava per il terzo posto 2,19 e 84 e dunque rimane alla Segatte il primato della manifestazione, la vittoria a Laura Letrari. Please Tiasa Pintar, repeat testimony area.